Ho avuto un confronto abbastanza aspro ieri in aula al Senato e in commissione nei giorni precedenti su un tema che riguarda la scuola. Il tema che riguarda la scuola è quello delle scuole paritarie. L'ennesimo esempio di come il modello trevigiano e veneto delle scuole parrocchiali non sia compreso dal resto d'Italia, al punto che molti istituti costantemente in rosso non sanno se il prossimo anno continueranno l'attività. Lo sa bene il senatore di Resana Franco Conte, che oggi a Sveglia Veneti ha difeso l'operato delle paritarie, criticato da qualche telespettatore. Sono tutte scuole in difficoltà che hanno i bilanci in rosso, non riescono a reggere con i loro bilanci e sono costretti a chiudere perché non ce la fanno più. Eppure nella nostra provincia e in Veneto sono la vera spina dorsale dell'istruzione dei più piccoli. In Veneto noi abbiamo il 66% dei bambini che sono ospitati da scuole paritarie, cioè vuol dire scuole che sono gestite non più da confessioni cattoliche come era una volta, ma sono gestite da associazioni di genitori. Istituti che oltre alla gestione ordinaria si trovano in fortissime difficoltà per la gestione della disabilità. Infatti, se per le scuole pubbliche lo Stato assegna insegnanti e fondi specifici, per le paritarie questo non avviene, o meglio, non avveniva, perché ieri è stato approvato un disegno di legge a sostegno dell'istruzione paritaria. Io ieri, dopo, un aspro dibattito che abbiamo fatto, sono riuscito a ottenere un piccolo aiuto per le scuole paritarie, proprio per cercare di applicare quel concetto della Costituzione che prevede la libertà di scelta da parte delle famiglie, se far frequentare una scuola paritaria, che è comunque servizio pubblico, o far frequentare una scuola pubblica. Ecco, viene erogato un aiuto alle scuole paritarie che ospitano bambini disabili. Oltre 12 milioni di euro stanziati dallo Stato, che significa un contributo di 1.000 euro per ogni bambino da seguire nella sua disabilità. A questo va sommata la possibilità di detrarre 400 euro dalla denuncia dei redditi per la frequenza scolastica paritaria. Quindi c'è un piccolo aiuto che dal prossimo anno scolastico sarà possibile avere per le scuole paritarie, perché io ritengo che il servizio svolto da questo ordine di scuola sia un servizio di qualità.